Ciao ragazzi, vi sono mancata da quanto tempo che non faccio un video. Ragazzi, sto per fare, ciao Emmy, buongiorno, sto per fare colazione, ovviamente da mocambo. E niente, sto aspettando il mio espressino. Vi volevo dire una cosa ragazzi, praticamente, ma possibile mai che siamo rimasti soltanto io e Topolina? Siamo gli unici esseri viventi sul pianeta Terra a dormire senza climatizzatore e senza ventilatore. Ragazzi, io sapete che penso a volte? Penso che Topolina in un'altra vita forse era napoletana come me perché sotto certi aspetti ci somigliamo. Ragazzi, comunque Topolina sta bene, non è successo niente, non aveva nessun problema di salute, semplicemente che qui sul dorso, ve lo racconto perché so che qualcuno ha domandato, voleva sapere insomma, è perché Topolina è importante, Topolina è un personaggio anche sul mio canale, no? Come la Iaris. Ecco il mio espressino, ciao Lucia. E l'espressino me lo fanno qua, non lo fanno da nessuna parte, mi raccomando ragazzi, venite da mocambo. E niente, vabbè, si era formata una palla di pelo grossa qui sul dorso, ed era anche si era indurito perché Topolina, non, diciamoci la verità, non si fa toccare troppo è un po' restia a farsi avvicinare. E va bene, insomma, siamo intervenuti ovviamente perché ragazzi, gli animali si devono sempre accudire, non perdiamo tempo noi, come se fossero persone della propria famiglia, mi raccomando. Poi farò anche un video contro l'abbandono perché mo è proprio il periodo purtroppo più a rischio, il periodo dell'estate. Allora, si parte, si va in vacanza e molte persone, che io non le chiamerei persone, purtroppo abbandonano gli animali. Vabbè, farò un video apposta, magari lo farò con Tom, che è un po' più docile. Vabbè ragazzi, Topolina sta benissimo. Niente, abbiamo risolto il problema, anche se non è stato semplice, perché soprattutto per il veterinario e per il ragazzo del negozio della fiolettatura non è stato proprio semplice, insomma, risolvere il problema, però vabbè, ce l'abbiamo fatta, Topolina sta bene. Ragazzi, adesso vi saluto perché mi prendo il mio espressino e ci vediamo presto sul mio canale. Mi raccomando ragazzi, seguitemi anche su Urbex Puglia, stiamo pubblicando dei video veramente pazzeschi, restate connessi su quando c'è